I campopartenti al numero 1 Ulisse Hans, Vincenzo D'Alessandro Junior 2, Usercaf MRS, Antonio Esposito 93, Uraget, Roberto Vecchione 4, Don Bosco, Antonio Greppi 5, Urbitor Biget, Salvatore Cintura Junior 6, Urdel Ronco, Gianvito D'Ambroso. In seconda 7 Uvenia Mail, Marco Stefani 8, Universo Jet, Lorenzo Baldi 9, Undisclosed, Gabriele Gelormini 10, Ushuaia B, Roberto Andreghetti. Parte la quarta manche del Super Fiustino 2019, la macchina che stacca con Urajet che prova ad andare davanti, all'esterno sono molto veloci però anche Don Bosco e Ur del Ronco, mentre Ulisse Hans rientra Urajet. Don Bosco al comando, Ulisse di rincalzo, resta a largo Ur del Ronco, trova posto in corda Roberto Vecchione con Urajet in terza posizione allo steccato. I primi 200 metri sono andati via in 14,2, Ur del Ronco attacca, Don Bosco sembra intenzionato a mandare, la manovra però richiede qualche metro di troppo e viene fuori un quarto iniziale in 28,3, risale all'esterno, usa il CAF MRS, lungo l'arco della seconda curva Ur del Ronco in vantaggio, intanto Universo Jet è in quarta pariglia esterna, in coda. Genio e sregolatezza, è un cavallo non facilissimo Universo, anche se forse va un po' più forte di questi. Vediamo cosa saprà fare in questo allungo in terza ruota al passaggio di fronte alle tribune con Ur del Ronco in vantaggio, Don Bosco di rincalzo all'esterno, la grande risalita di Universo che al giro in 58,8 raggiunge il battistrada Ur del Ronco e lo sopravanza. Insiste Universo Jet e passa a condurre a 700 dal palo, Universo Jet in vantaggio. Dal gruppo si fa luce Ushuaia B con Roberto Andreghetti, Lorenzo Baldi davanti, Roberto Andreghetti sulle sue tracce a 500 dalla conclusione, Universo, Ushuaia, poi dal gruppo emerge anche Don Bosco che supera lo stanco Ur del Ronco, Universo Jet al comando, Ushuaia che lo fila, la retta opposta è andata via in 14,3, curva finale, Universo Jet in vantaggio, nella sua scia sempre Ushuaia B, più indietro c'è Antonio Greppi con Don Bosco alle prese con Ulisse Hans, retta di arrivo, Universo Jet in vantaggio, Ushuaia che prova l'aggancio, Universo che si difende, Universo Jet va più forte e lo dimostra sul campo. Ushuaia al secondo, il terzo posto per Uvenia Mail davanti a Undisclosed, quinto posto per Don Bosco. Universo Jet era il favorito, Universo Jet di questi va più forte, Lorenzo Baldi lo ha impiegato al meglio, ha atteso l'assestamento delle posizioni per buttarlo in mezzo alla pista, volare via gli avversari e poi sfuggire fino in fondo all'insidioso finish di Ushuaia B, che è così seconda, quindi Universo al primo, Ushuaia B al secondo posto, quindi 8 e 10 ai primi due posti. Scorrono le immagini, andiamo a vedere il terzo posto di Uvenia Mail con Marco Stefani, sempre estremamente positiva questa Uvenia Mail, davanti a Undisclosed, e poi il quinto posto, ancora un quintino per Antonio, con Don Bosco. Universo Jet per il training di Cristian Fracassa e i colori del signor Alberto Nardi, vince con Lorenzo Baldi la quarta manche del Super Fiustino edizione 2019.